Padova l'interrogatorio di garanzia per Melissa Russo Machado, la 29enne arrestata per aver ucciso la bambina che aveva appena dato alla luce. Disposti gli arresti domiciliari in Puglia, da dove la donna era arrivata. Un oncologo padovano fermato a Buenos Aires mentre insieme ad un altro uomo, una donna ed una neonata stavano rientrando in Italia. La piccola sarebbe frutto di maternità surrogata. Il ballo di Gino Gentilini al funerale del nipote Kevin, morto a 15 anni andando a scuola, diventa virale. Lui sui social si scusa ma racconta: la musica è amore. Paura nel pomeriggio a Cavarzere per il crollo del tetto del vano scala di una palazzina dell'Ater. Sul posto i vigili del fuoco, 2 persone intrappolate e uscite illese dal cedimento della copertura. Tragedia sfiorata ieri sera a Savignerdi, l'aste di Rocca Pietro, un masso di grandi dimensioni cade su una casa sventrandola incolumi, anziano, 90enne e la figlia. Durissimo bulldog Roberto Marcato in diretta con il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Le dichiarazioni di Tajani da Padova ieri interrompono l'asse tra Forza Italia e Lega. Primo giorno di apertura al pubblico per l'orto giardino della chiesa del Santissimo Redentore a Venezia, circa 1 ettaro di verde con uliveti, frutteti e pergolati. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati in tribunale a Padova all'interrogatorio di garanzia per Melissa Russo Machado, la 29enne arrestata per aver ucciso la bambina che aveva appena dato alla luce. Disposti gli arresti domiciliari. Tra le motivazioni che hanno portato il giudice a convalidare l'arresto e porre la donna ai domiciliari: la gravità del reato, il pericolo di fuga e il rischio di inquinare le prove. Cappuccio nero calato sul volto da cui si intravedono 2 ciocche di capelli blu. Melissa Russo Machado, la 29enne arrestata per aver ucciso la neonata che aveva appena partorito, gettandola nel water e provocandone l'annegamento tirando lo sciacquone, si nasconde mentre esce dall'aula di tribunale scortata dai carabinieri. La giovane italo-brasiliana, uscita dall'ospedale, è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella per l'interrogatorio di garanzia. Non ha risposto alle domande. Dopo una lunga attesa sono stati disposti i domiciliari in Puglia, a casa dei genitori. E dalla Puglia era andata via 2 mesi fa ed era arrivata già a gravidanza avanzata a Piove di Sacco, dove aveva iniziato a lavorare all'interno del nightclub. Dormiva nelle stanze sopra il locale dove la scorsa notte ha dato alla luce la sua creatura che ha brutalmente ucciso. Ho partorito, è morto, ha detto freddamente ad una coinquilina che stava lavorando a tarda notte nel night. Nella stanza i segni evidenti dell'orrore. Accorrono anche i 2 nuovi titolari, un cinese e un rumeno, ma i soccorsi vengono allertati solo intorno alle 5 del mattino. La procura ora indaga anche su questo, potrebbe infatti profilarsi l'ipotesi di favoreggiamento. Intanto si è aperto anche un altro filone di indagine, quello sulle attività che venivano svolte all'interno del locale di lap dance. Il pubblico ministero Sergio Dini ha ordinato il sequestro del serale per sfruttamento della prostituzione. Proseguono le indagini sul decesso del neonato a Piove di Sacco dell'altro giorno. Stiamo facendo accertamenti anche sulla condizione dell'esercizio commerciale sottostante l'appartamento dove si è verificato il tutto. Accerteremo se nella conduzione dello stesso possono essere stati commessi degli illeciti. All'interno, oltre a Melissa Russo Machado, lavoravano altre 3 giovani dell'Est Europa e al momento il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Attimi di paura, questa mattina siamo a Ceggia nel Veneziano per una giovane coppia di genitori. La loro bimba di 4 giorni è rimasta chiusa nell'auto per cause da accertare, forse un malfunzionamento dell'impianto. Sta di fatto che è scattata la chiusura centralizzata con le chiavi all'interno mentre il padre tentava invano di entrare attraverso il portellone del bagagliaio. La mamma, una 26enne di Vittorio Veneto, ha lanciato l'allarme ai vigili del fuoco giunti sul posto. Poco dopo, in breve, hanno aperto la macchina ed estratto la piccola che stava bene. Per tutto il tempo ha sempre dormito. Un oncologo padovano è stato fermato a Buenos Aires mentre insieme ad un altro uomo, una donna e una neonata stavano rientrando in Italia. La piccola sarebbe frutto di maternità surrogata. Bloccati all'aeroporto di Buenos Aires mentre stavano prendendo il volo per Parigi, 3 persone, 2 uomini italiani e una donna argentina, con loro una bimba di appena 15 giorni. Le autorità argentine hanno bloccato i 3 con il sospetto che si tratti di un caso di maternità surrogata. Uno dei 2 uomini è un oncologo di Padova. La neonata, venuta al mondo lo scorso 10 ottobre in accordo tra la donna e 2 uomini che la vogliono crescere. La notizia è stata riportata dal quotidiano argentino La Nación, che parla anche del compenso che la 28enne avrebbe ricevuto dai 2 italiani.
italiani, ovvero 6 milioni di pesos equivalenti a 5.500 euro. I 3 sono stati bloccati perché in Argentina non ci sono regole su eventuali sanzioni, ma soprattutto perché in Italia, proprio pochi giorni fa, il Senato ha approvato il disegno di legge che definisce la maternità surrogata reato universale. Il sospetto delle autorità argentine è che dietro a questo caso ci sia un'organizzazione che avrebbe sfruttato la donna trattenendo gran parte della somma pagata dai 2 italiani e concedendo alla 28enne solo una piccola cifra. Anche la Farnesina sta seguendo il caso. La coppia fermata in Argentina non è stata fermata in base alla legge Varchi perché ancora non è in vigore, non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma dobbiamo evidenziare che in Argentina non c'è una legge che regolamenti la gravidanza per altri. Sono i tribunali che intervengono caso per caso. Questo evidenzia la necessità di leggi che garantiscono i diritti di tutti i soggetti coinvolti e in questo momento non conosciamo i motivi per cui quella coppia è stata fermata. La madre della bambina sarebbe stata contattata su un gruppo Facebook, lo avrebbe detto proprio la donna, che inoltre ha raccontato che quando aveva 18 anni aveva già donato gli ovuli, così come altre ragazze del suo quartiere nella città di Rosario che partecipavano a trattamenti del genere in cambio di denaro. Il ballo di Gino Gentilini al funerale del nipote Kevin, morto a 15 anni andando a scuola, diventa virale. Le parole del papà e le dichiarazioni dello stesso nonno Gino: ballare è amore. Chiedo scusa umilmente se mi sono lasciato andare oltre la musica. La musica è amore. Io e il mio angelo custode Kevin avevamo un rapporto unico con la musica. Al mio fianco mi diceva vai, vai nonno, fallo per me, e questo è stato l'ultimo saluto. Chiede scusa, ma scuse non ne servono. Sono pochi quelli che non hanno compreso cosa abbia spinto nonno Gino Gentilini a ballare davanti al feretro la musica che il nipote quindicenne Kevin amava. Nipote perso mentre in una mattina come tante andava a scuola in Vespa. Un post su Facebook, mentre proprio su social, siti, giornali, il ballo di nonno Gino è diventato virale. Al funerale, ma anche in queste ore, gli attestati di vicinanza ai Gentilini si sono moltiplicati. Le nostre famiglie non trovano le parole per ringraziare profondamente di cuore tutti voi uniti alla nostra immane sofferenza, aggiunge Gino. La vostra vicinanza ha creato puro amore. Lo stesso sentimento che al telefono esprime il figlio Christian, papà di Kevin. Ho apprezzato, ho detto comunque a tanta gente i ringraziamenti per la loro presenza e anche per chi non c'è stato, capito? Perché tanta gente non è potuta venire, comunque sì, è stato bello, insomma. Dai. È stata la famiglia, racconta, a far partire la musica sul sagrato della chiesa di Salvatronda in omaggio al ragazzo. Abbiamo voluto noi dedicare delle musiche al figlio. Perché a lui piacevano molto questo tipo di musiche e da lì poi è nato questa improvvisazione, una cosa spontanea, capito? Quindi le cose spontanee vengono e poi giudicare non è che le avevamo programmate, capito? Una cosa spontanea che ti è venuta dal cuore, capito? E quindi ringrazio tutti, comunque anche chi che dà il conforto allora. A Cavarzere ora paura nel pomeriggio per il crollo del tetto di un'abitazione Ater sul posto Vigili del Fuoco, illese le persone all'interno. Erano da poco passate le 15 quando in via Chiara Rovelli a Boscochiaro di Cavarzere è parzialmente crollato il tetto di un appartamento di proprietà dell'Ater sviluppato su 2 livelli. 2 persone sono rimaste bloccate all'interno a causa dei calcinacci finiti sul vano scala che impedivano l'uscita, ma non sono rimaste ferite. Sul posto, subito dopo le segnalazioni da parte dei vicini preoccupati per i rumori provocati dal crollo, sono arrivati i vigili del fuoco dalla centrale di Mestre con autogru e autoscala. Da Cavarzere e Adria, che con una piattaforma aerea hanno reso possibile il salvataggio dei 2 occupanti. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione, partendo proprio dalla rimozione dei detriti crollati. Tra le possibili cause un'infiltrazione.
Tragedia sfiorata ieri sera a Savinière di Laste di Roccapietre. Un masso di grandi dimensioni è caduto su una casa sventrandola, incolumi anziano novantenne, la figlia di 63 anni. Confidiamo nell'immediato intervento della provincia, dice il sindaco, e Palazzo Piloni nel pomeriggio ha fatto sapere che attiverà la procedura della somma urgenza. Ieri sera si è staccato un masso verso le 18:30, 18:40 dal pendio sottostante l'abitazione e ha centrato l'abitazione sfondando e arrivando praticamente in una stanza. Fortunatamente non ci sono feriti, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Si tira un sospiro di sollievo per la tragedia sfiorata a Savinière di Laste di Roccapietre. Il grande masso in bilico su una ceppaia che si è mosso e ha preso velocità rotolando per una trentina di metri ha sventrato una porzione della casa che si trova proprio a ridosso del versante. Un rumore sordo e poi un botto hanno fatto tremare l'abitazione dove abitano padre e figlia, ultranovantenne lui, 63 anni lei. Un miracolo ha salvato loro la vita. Entrambi si trovavano sul lato opposto della camera da letto dove si è fermato il masso. Da subito siamo stati allertati dai vigili del fuoco che immediatamente hanno valutato la scena dell'incidente e poi con la provincia questa mattina abbiamo già fatto un sopralluogo dopo le verifiche del caso fatte dal dirigente, dal funzionario dei vigili del fuoco che ha dichiarato in parte l'agibilità della casa. Padre e figlia infatti, pur spaventati, hanno potuto trascorrere la notte a casa. Ieri sera hanno lavorato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la porzione danneggiata dell'abitazione che si trova nelle vicinanze degli hotel Venezia e Aurora. Senta, quello è un versante che era stato interessato da lavori di consolidamento dopo post vaia? Ma quel versante lì era stato ovviamente, come tantissimi versanti del nostro comune, interessato dalla tempesta Vaia e poco più avanti sì, ci sono delle reti paramassi. Ovviamente adesso stiamo valutando con la provincia come procedere al consolidamento anche di questa parte un po' più destra rispetto alle opere già realizzate e spero confido che la provincia intervenga subito, perché veramente la protezione delle abitazioni è una cosa essenziale per i nostri paesi. A Torre Belvicino invece una frana lungo la strada del Pasubio, chiusa la provinciale. Ennesima frana nel Vicentino, uno smottamento nelle prime ore del mattino ha portato in strada terra e grossi massi che hanno completamente bloccato la carreggiata e costretto alla chiusura della strada dopo un primo sopralluogo. È successo in località Asse, a Torre Belvicino, nessuna persona è rimasta coinvolta. Resta chiusa al traffico la provinciale 46 del Pasubio. I tecnici di viabilità stanno eseguendo operazioni di disgaggio a monte con personale specializzato, in particolare i rocciatori. Il fronte di frana, dalle dimensioni importanti, fa sì che i lavori proseguiranno per l'intera giornata per rendere la strada nuovamente transitabile e riuscire ad aprirla a senso unico alternato entro domani mattina. La difficoltà di reperire rocciatori esterni a causa della giornata prefestiva non aiuta. Intanto è in corso un'attività ispettiva per verificare le cause della frana e per programmare un intervento risolutivo di messa in sicurezza. Fenomeni che sempre più minacciano le colline vicentine, eventi meteo che ultimamente hanno flagellato il territorio, e ritorna il tema della carenza delle manutenzioni. Speriamo, oltre all'intervento immediato che appunto i tecnici di viabilità stanno facendo, che si possa prevedere, programmare e ottenere anche aiuti per consentire un riutilizzo di questi lati delle colline affinché siano messi in sicurezza per la viabilità sottostante e che si possa intervenire anche per la migliore sistemazione dei corsi idraulici che attraversano questi versanti. Conclusa la perizia del consulente, la psicoterapeuta Vera Slepoi è morta per problemi cardiaci. La dottoressa Vera Slepoi è morta o per un'ischemia o per un'aritmia cardiaca in forma acuta. Questo quello che ha stabilito l'autopsia eseguita su incarico della Procura di Padova, che aveva aperto un'inchiesta dopo l'esposto fatto dai familiari della psicoterapeuta che volevano chiarezza e verità sulla morte improvvisa della loro cara.
La dottoressa Vera Slepoi, 70 anni, è morta improvvisamente lo scorso 21 giugno. È stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Padova dalla collaboratrice domestica. La sera prima aveva partecipato a una cena del Lions Club e anche nei giorni precedenti non aveva lamentato particolari problemi di salute. Un mese prima si era sottoposta a delle infiltrazioni per curare un problema al menisco. L'autopsia ha escluso che i farmaci prescritti abbiano avuto qualche ruolo nella morte della psicoterapeuta, molto nota anche per il suo impegno politico. La morte, dunque, secondo il medico legale, è stata determinata da problemi cardiaci. Il cuore della psicoterapeuta presentava delle variazioni di natura anatomica che hanno aumentato il rischio di morte improvvisa. Si chiama INPS per tutti ed è il nuovo progetto in Veneto per promuovere l'accesso alle prestazioni assistenziali tra le fasce più deboli della popolazione. Vediamo. Dal reddito di inclusione alla disoccupazione, alla pensione di anzianità o invalidità, sono diverse le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dallo Stato attraverso l'INPS, prestazioni che non sempre vengono richieste da persone che, pur avendone diritto, si trovano in condizioni di marginalità o disagio sociale, economico, lavorativo o abitativo. Per intercettare queste fasce di popolazione è nato il progetto INPS per tutti, che si arricchisce di un protocollo che coinvolge ANCI Veneto, INPS regionale, Caritas e Comunità di Sant'Egidio. L'obiettivo è fare rete affinché anche gli utenti più svantaggiati vengano a conoscenza di diritti inespressi. Comprende appunto sia servizi prettamente assistenziali, quindi posso pensare il recente ADI e quindi l'assegno di inclusione che ha superato il reddito di cittadinanza, che prima era ovviamente incluso nel pacchetto, diciamo, delle prestazioni. Possiamo pensare ai bonus dell'asilo nido piuttosto che i bonus familiari e sicuramente tutto ciò che è previdenza, inteso come disoccupazione piuttosto che discall, o anche materia pensionistica, perché comunque laddove ci siano delle condizioni per esercitare un diritto alla pensione, questo ovviamente viene verificato. Un accordo che consente di aiutare con maggiore puntualità le persone in difficoltà e nello stesso tempo liberare risorse per i comuni. Stiamo parlando di oltre 200 utenti in Veneto che sarebbero totalmente a carico dei comuni e che invece, facendo scoprire loro dei diritti che hanno, riescono ad aiutare gli utenti e ad alleggerire un po' anche la spesa sociale per i comuni, che non viene ridotta ma viene investita su altre iniziative sempre sociali. C'è via libera al Senato al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, un primo risultato concreto nell'interesse dei territori, dice il ministro Calderoli. Opposizione sugli scudi, il senatore Dem Andrea Martella, un provvedimento vuoto di risorse e privo di misure concrete. Note di giubilo dagli esponenti della maggioranza di destra-destra, critiche dai banchi dell'opposizione per quella che viene definita un'occasione mancata per mancanza di risposte ai territori. Luci ed ombre dopo il via libera al Senato all'atteso disegno di legge sulla montagna, che è un primo passo positivo ma non soddisfacente, commentano all'unisono Confindustria Belluno, la rete di Confindustria della montagna e Uncem. 200 milioni la dotazione del fondo, che nei prossimi anni potrebbe essere elevato a 300 milioni se il governo accetterà la richiesta contenuta nell'ordine del giorno presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Risorse insufficienti, ribatte il collega Dem Andrea Martella. Era necessario avere un fondo di dotazione superiore dal punto di vista economico ed era necessario individuare una serie di interventi che davvero potessero servire a chi vive in montagna per affrontare il tema dello spopolamento in modo particolare. Bocciati gli emendamenti del PD in tema di sostegno alle giovani coppie, ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, i servizi sanitari e sociali, la creazione di impresa, in tema di esenzione di carattere fiscale, la banda larga, la telemedicina. Purtroppo in questo disegno di legge al momento ci sono dei titoli e degli annunci, come spesso fa questo governo, ma non ci sono ancora i fatti concreti che sono quelli di cui chi vive in montagna ha bisogno. Per gli industriali bellunesi, a poche ore dall'ok di Palazzo Madama, spiace che per assenza di risorse non siano state previste nel testo misure ad hoc per sostenere l'insediamento di nuove start-up nelle aree montane. Il percorso è solo all'inizio, certo, ma è necessario approntare una strategia complessiva. Le correzioni sono auspicate nel passaggio che si prevede prossimo alla Camera. Uno dei temi che noi avevamo posto era proprio questo
classificazione dei comuni in modo tale che ci fosse certezza delle risorse finanziarie a disposizione. Sul punto concorda il ministro Roberto Calderoli. Fondamentale, ha dichiarato, una precisa definizione di cosa è montagna in Italia attraverso parametri ben definiti che assicurino alle zone realmente montane tutto il sostegno necessario. Durissimo bulldog Roberto Marcato in diretta con il direttore Luigi Baccialli. Le dichiarazioni di Tajani da Padova di ieri di fatto interrompono l'asse di Forza Italia con la Lega. Io e qui parlo, mi svesto da assessore, parlo da fondatore della Liga Veneta. Per me l'esperienza di alleanza di centrodestra con Forza Italia in Regione Veneto per me è finita. Terzo mandato autonomia nucleare. Da Roma a Padova il ministro Tajani ha sferzato le politiche del governatore Luca Zaia. La Lega, suo alleato di governo. È una strategia per bulldog Roberto Marcato con Forza Italia che sta giocando all'attacco in maniera più forte di quello che starebbe facendo la stessa opposizione, venendo così allo scoperto. Che fare gli oppositori interni è troppo comodo. Se fossi il presidente Zaia e il segretario Stefani, di fronte a questo attacco frontale alla Lega, ai Veneti e al presidente Zaia, io interromperei qui l'esperienza di governo. Dichiarazioni che segnano per Roberto Marcato una linea netta di demarcazione con Flavio Tosi, potenziale candidato alle regionali in Veneto, ma mai candidato del centrodestra. Con queste premesse io non vedo la possibilità oggi di avere un'alleanza, men che meno con un candidato di Forza Italia. Diverse le affermazioni contestate da Marcato, quelle che bruciano di più legate all'autonomia, con le competenze sulle politiche energetiche e commerciali che il percorso lanciato dal DDL Calderoli assegnerebbe proprio alle regioni. L'ha votata lui sta roba qua, Cioè lui ha detto che l'energia e il commercio estero possono essere delegate alle regioni. Non è che adesso nel momento in cui il presidente Zaia le chiede il commercio estero, lui dice di no, perché, ripeto, lui ha votato esattamente questo. In politica mancano coraggio e coerenza, tuona Marcato il motivo per cui gli elettori stanno rinunciando a votare. Questo, se lo mettano via i romani non toccano palla, cioè a Roma non decidono le sorti del Veneto, i veneti decidono le sorti dei veneti. Per quanto mi riguarda, il prossimo presidente o la prossima presidente deve essere uno della Lega, punto. A Venezia l'orto del giardino della chiesa del Santissimo Redentore rinasce grazie al restauro della Venice Gardens Foundation, un recupero del valore storico e conservativo che lo ha riportato agli antichi splendori di un tempo. Ci sono voluti 3 anni di lavori ed un investimento di quasi 6 milioni di euro, come ha detto la presidente della Venice Gardens Foundation. Messi a dimora quasi 3.000 piante, l'orto giardino del Redentore sarà aperto al pubblico giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 16:30. Ci fermiamo, questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi il telegiornale di Venezia.